cause al Tribunale di Bassano per il momento non le vedrà spostate a Vicenza. Questa è una bella prima vittoria. Non abbiamo vinto la guerra, come si dice, ma abbiamo vinto una buona battaglia. Il fatto che pensare che il Tribunale amministrativo regionale, con molta sobrietà e con molto senso anche dell'obiettività, abbia accolto il nostro ricorso contro un provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza e abbia dato la sospensiva, questo ci fa ben sperare. Premetto innanzitutto, e questo lo voglio dichiarare, che noi non abbiamo nulla contro il Presidente del Tribunale di Vicenza, che povero è chiamato ad applicare una legge nazionale. Noi ce l'abbiamo con la legge nazionale, non con il Presidente del Tribunale di Vicenza. Capiamo anche il suo imbarazzo, voglio dirlo fino in fondo, nel momento in cui devi costringere a spostare i fascicoli da Bassano per le cause, portarli a Vicenza e poi riportarli a Bassano. Abbiamo un andare e vieni di fascicoli e soprattutto in maniera dispendiosa, diseconomica e anche poco funzionale all'efficienza poi della magistratura.